Inizia il campionato di eccellenza Girone A e inizia subito con un grande appuntamento. Siamo allo stadio Bruccoleri di Favara, di fronte il Pro Favara di Mister Tudisco e la Don Carlo Misilmeri di Mister Sasà Utro. Destini diversi nella prima uscita ufficiale, con i giallo-blu che hanno perso nettamente all'Esseneto contro l'Akragas, mentre 3-1 quello ottenuto dagli uomini di Utro contro l'Oratorio Marineo. Nell'andata del primo turno di Coppa Italia partono meglio i padroni di casa, che dopo pochi minuti hanno subito una chance. Fricano apparecchia per Graziano che sterza, calcia sul sinistro, Marino è battuto, palla che accarezza il palo, ma al 6° minuto arriva il gol che sblocca la partita. Schiamo su punizione per Iraci che sventaglia al centro dove c'è Simone Giuliano, colpo di testa vincente del centrale che bissa il gol messo a segno nella gara di Coppa contro il Marineo, anticipato da Andrea in uscita. Vantaggio per gli ospiti, sono passati 6 minuti e mezzo. Cerca subito la reazione il Favara con questa imbucata di Incatasciato, l'uscita di Marino sui piedi di De Luca, la scelta di Marino. Classe 2004 tra i pali, l'ex Mazzara che si difende bene, qui intanto incursione da parte di Lapiana che mette al centro ancora una volta per Graziano, colpo di testa in anticipo su Frisella, palla fuori. Prova a replicare la Don Carlo che si affaccia con Benniracci che recupera palla, serve al centro per Cerniglia, ottimo l'inserimento, un po' meno l'impatto col pallone che finisce alto. Ancora la risposta da parte degli uomini di Tudisco con la Piana che questa volta si mette in proprio, conclusione bloccata in 2 tempi senza problemi da Marino, ma c'è un'altra chance per la Don Carlo di Misilmeri poco più avanti. Frisella per Lucera che crossa, non arriva Balistreri, arriva invece Benniracci. Il suo primo tentativo di giornata si spegne sopra la traversa, ma non sarà l'ultimo della partita del numero 7, perché come stiamo per vedere con la sponda per Balistreri che allarga ancora per Lucera, azione simile a quella che abbiamo appena visto, questa volta il cross con il destro, ancora una volta c'è una deviazione, questa volta Iraci al volo non riesce ad impattare bene, la sfera si perde addirittura in fallo laterale ed è questa l'ultima emozione di un gran bel primo tempo giocato a buoni ritmi da entrambe le squadre, ma che vede la Don Carlo in vantaggio per 1-0. E con le nostre immagini passiamo all'inizio del secondo tempo. Non cambiano nulla le due formazioni, i due allenatori, non cambia neanche il canovaccio della partita, con la Pro Favara che cerca di liberarsi qui. Ottima la palla per Graziano, l'uscita perfetta a tempo di Marino che, aiutato da Giuliano, mette in calcio d'angolo. Insiste ancora la formazione di casa con il nuovo entrato Calagna che si beve un po' di avversari, il cross per il colpo di testa da parte di Castronovo, la palla che si perde fuori. Primi cambi per Utro, l'uscita di Balistreri, la staffetta con Federico Matera che aveva giocato titolare in Coppa. Qui però Lucera per la fuga di Iraci, sembra in vantaggio Miano, Iraci però mette il piedino, anticipa l'uscita da Andrea che lo stende. Calcio di rigore per la Don Carlo Misilmeri. Alla battuta andrà Pierino Concialdi che segna col sinistro, intuisce ma non ci arriva ad Andrea. E come per Giuliano, anche Piero Concialdi bissa la rete di Coppa e pone la Don Carlo Misilmeri su un doppio vantaggio che è sicuramente ancor più rassicurante per la squadra guidata da Mister Utro. Il minuto è il 29, intanto altri cambi per gli ospiti con l'uscita di Benniracci, il debutto in campionato in maglia Misilmeri per Mario Secan, un po' beccato Benniracci dal pubblico di fede favarese. Pro Favara che torna ad attaccare alla ricerca del gol. Qui la conclusione di Incatasciato si perde fuori, il direttore di gara vede una deviazione e allora è calcio d'angolo. Intanto però altri due avvicendamenti per Sasà Utro che alterna gli under, fuori Frisella, dentro Caracappa, fuori Piero Concialdi, dentro Riccardo Pellegrino a completare la staffetta Mezzala Terzino. Poi però la partita assume una definitiva piega in favore della Don Carlo. Qui l'arbitro non ravvisa l'irregolarità di Fricano su De Luca, poi il terzino viene steso dall'altro numero 2 in campo, Prosia Marino, rosso diretto secondo il direttore di gara il napoletano Illiano. E allora Pro Favara che oltre ai 2 gol di vantaggio ha anche un uomo in meno per il finale di partita, ci prova con una scorribanda dall'altra parte proprio Caracappa che calcia sui piedi di D'Andrea sul primo palo. La partita si chiude con l'uscita dal campo di Alessio Lonigro e l'ingresso del classe 2005 romano, ma non c'è più nulla da raccontare dal Bruccoleri di Favara. E sul triplice fischio del signor Illiano di Napoli si chiude anche il nostro racconto. Pro Favara 0, Don Carlo Misilmeri 2, con le reti di Giuliano nel primo tempo e di Concialdi nella ripresa. Inizia nel migliore dei modi
il campionato per la squadra di mister Sasautro, con gli abbracci davanti alla panchina e poi al centrocampo. Infine la passerella davanti allo sparuto gruppo di ultrabiancorossi che hanno attraversato la Sicilia per seguire la partita. E dai microfoni e dalle immagini di Sportisili è tutto, alla prossima.